Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, vediamo i titoli di questa edizione. Cenerella Pilli, l'Etna torna a dare spettacolo nella notte, alte fontane di lava visibili anche in lontananza. Da questa mattina situazione tornata alla normalità. Allerta rossa a Stromboli, sospesi gli attracchi dei vaporetti e le escursioni nell'isola. Disagi per la cenere vulcanica nel Catanese, riaperto con limitazioni lo scalo di Fontanarossa, passeggeri disorientati tra cancellazioni e voli dirottati, strade e cittadine invase dalla sabbia caduta ieri sera sul capoluogo etneo. Palermo violenta, un 17enne tunisino picchiato selvaggiamente nel centro storico, ora in condizioni disperate in piazza Principe di Camporeale, rider aggredito da 20 persone. Ci scusiamo, c'è stato qualche piccolo problema tecnico e allora apriamo il nostro giornale, quindi con l'Etna in primo piano che torna a dare spettacolo nella notte, alte fontane di lava visibili anche in lontananza. Da questa mattina la situazione invece è tornata alla normalità. Resta però il problema della cenere che è caduta in maniera copiosa sul lato sud-est del vulcano e che ha colpito soprattutto Catania. Sentiamo Orazio Longo. Torna a placarsi l'Etna dopo la fase parossistica che si è sviluppata dal cratere Voragine con un'intensa attività stromboliana che è culminata con fontane di lava incandescente e l'emissione di una nube di plume vulcanico alta quasi 5 chilometri. Così si è presentato il vulcano ai turisti e non solo ai turisti che da Catania e dai paesi pedemontani fino a Siracusa hanno ripreso lo spettacolo notturno che è durato diverse ore. Dall'INGV fanno sapere che l'eruzione si è poi gradualmente affievolita per cessare intorno alle 4 del mattino, mantenendo per circa un'ora ancora l'attività stromboliana. L'attività di fontana di lava intorno alle 4 del mattino si è esaurita. Il fenomeno attualmente è in forte regressione e il fenomeno parossistico si può considerare concluso intorno appunto alle 5 del mattino e attualmente i sistemi di monitoraggio indicano un graduale rientro dei parametri su valori medi. Comunque ancora la situazione, il quadro è in evoluzione. E anche i valori del tremore vulcanico, indicatori dell'energia dei condotti magmatici dell'Etna, sono precipitati dalla zona rossa a quella gialla e sono al momento ancora in caduta. Dicevamo il problema della cenere vulcanica, sono state infatti ore da incubo per i passeggeri dell'aeroporto di Catania, di Fontanarossa, tra voli cancellati o dirottati. Soltanto dopo mezzogiorno è stato riaperto con limitazioni appunto lo scalo etneo, ma i disagi comunque restano. Tonino De Mana. Chi mangia, chi dorme, chi lavora, chi gioca, chi si rilassa sul prato o sotto un albero. Si fa di tutto per ammazzare l'attesa derivata dalla chiusura dell'aeroporto di Catania letteralmente ricoperto di cenere vulcanica. Un'emergenza che getta nello sconforto i viaggiatori smarriti davanti ai pannelli che indicano cancellazioni a raffica. Madre Natura ha detto che voleva eruttare e ha eruttato, però io giuro. Ci sta molta precarietà in questo aeroporto, non c'è assistenza, non c'è niente. Da quanto tempo è qui? Io un giorno, sperando che me la cavo, come diceva il grande film di Paolo Villaggio. Il volo è stato riprogrammato per domenica alle 22:30 con uno scalo interminabile di circa 6 ore a Milano Linate per poi prendere il volo verso Kingston. Più che arrabbiato, desolato, però all'Etna non si può fare qualcosa di più di quello che è. Dove è diretto? Milano. Stavamo pensando di andare a riprenotare la macchina e andare al mare. Resteremo qui e poi andremo in autobus in Ancona. C'è chi da Catania è costretto a spostarsi a Palermo. Se avessi perso questo volo per Pisa sarebbe stato un problema doppio per tutto il weekend. E adesso di nuovo da Catania dobbiamo andare a Palermo con l'autobus con tutti i disagi che ne comporta e poi da lì per cercare di prendere un volo e andare a Milano. Servizi igienici ed aree ristoro presi d'assalto, c'è la fila anche per le prese elettriche utili a ricaricare PC e smartphone, fedeli alleati per restare informati sul viaggio da fare o da riprogrammare. Vediamo anche la situazione in città, a Catania, dove c'è un'ordinanza del sindaco Trantino che per 48 ore vieta la circolazione di mezzi a due ruote e limita la velocità delle auto a 30 km/h. Vediamo.
Paesaggi insoliti, dal borgo siracusano di Ortigia alla spiaggia della Playa, passando per il centro di Catania, ricoperta di cenere vulcanica, fastidiosa per gli occhi, dannosa per i polmoni e pericolosa per i mezzi a due ruote. Ora che l'Etna ha concesso una tregua, restano sul campo le pesanti conseguenze su strade, piazze, terrazze e balconi. Tutto incenerito, nero, come l'umore di chi è costretto a spazzare la cenere lavica che ricopre ogni cosa. A Catania il sindaco Enrico Trantino ha emanato un'ordinanza con cui vieta per le prossime 48 ore la circolazione di mezzi a due ruote, cicli e motocicli e limita la percorrenza degli automezzi sino alla velocità massima di 30 km/h in tutte le strade del territorio comunale. A giudicare dalle immagini però sono in pochi a rispettarla, come spesso accade si continua a sfrecciare incuranti del pericolo, specie per chi si sposta in scooter, moto e monopattini. Dalla strada alla spiaggia, dove la coltre nera si è depositata copiosa, costringendo gli operatori balneari ad una corsa contro il tempo per renderli puliti ed accoglienti. Il comune ha disposto di depositare la sabbia vulcanica eliminata dagli spazi privati in contenitori di piccole dimensioni in prossimità delle abitazioni. La speranza è che tutto questo venga rispettato. E non c'è solo l'Etna, perché anche lo Stromboli è in attività in questi giorni. La Protezione Civile ha disposto l'allerta rossa dopo l'eruzione del vulcano che ha provocato una nube di cenere alta 2 chilometri. Sospesi gli attracchi dei vaporetti e naturalmente le escursioni sull'isola. Francesco Triolo. A Stromboli è allerta rossa dopo che ieri pomeriggio è ripresa l'attività eruttiva del vulcano. Un forte boato e poi l'emissione di cenere e lava fino al mare ha indotto la Protezione Civile a disporre il passaggio di allerta dal livello arancione al livello rosso con la fase operativa di preallarme. L'innalzamento dell'allerta determina il potenziamento del sistema di monitoraggio del vulcano e del raccordo informativo tra la comunità scientifica e le altre componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile. Il flusso lavico prodotto dalla bocca, posta a quota 700 metri sul livello del mare, è ben alimentato e si propaga lungo la sciara del fuoco e ha raggiunto la linea di costa. Proprio dalla sciara del fuoco si è sollevata una colonna di cenere che ha raggiunto l'altezza di circa 2 chilometri. Il comune di Lipari ha già disposto l'ordinanza con le misure comportamentali che deve tenere la popolazione che si trova sull'isola di Stromboli in caso di emergenza e allarme segnalato dal suono delle sirene. Ieri pomeriggio inoltre è stato registrato un repentino e vistoso incremento dell'ampiezza del segnale sismico che si è portato su un livello molto alto. Il sindaco Riccardo Gullo con un'altra ordinanza ha vietato l'approdo nel porto di Scaria ai vaporetti carichi di turisti e sono state al momento sospese le escursioni al vulcano. Sull'isola è giunta anche una squadra dei vigili del fuoco per monitorare l'incendio che era divampato in contrada Forgiavecchia. E adesso la cronaca, ancora violenza a Palermo, nel centro storico un tunisino di 17 anni è stato picchiato selvaggiamente e in condizioni disperate, appunto in ospedale. E poi c'è un altro episodio in piazza Principe di Camporeale dove un rider di 55 anni è stato pestato da circa 20 persone. Marco Gulla. Lo scenario è ancora quello del centro storico di Palermo, un nuovo episodio di violenza gravissimo. Siamo in via Fiume e in questa arteria che si collega con via Macheda e via Roma si è consumata una violenta rissa fra un gruppo di tunisini e un'altra persona che prima le avrebbe prese e poi sarebbe tornata da Ballarò con i rinforzi per vendicarsi. Ad avere la peggio un ragazzo tunisino di 17 anni ha una grave emorragia cerebrale provocata dalle percosse. La prognosi è riservata. Nella zona ci sono diverse telecamere di videosorveglianza che gli investigatori stanno esaminando. Secondo i medici del Policlinico, le condizioni del giovane sono disperate. Gli agenti di polizia hanno trascorso l'intera serata nella zona per cercare di ricostruire quanto successo. Questa mattina alcuni residenti e associazioni si sono nuovamente riuniti per parlare dell'ennesimo episodio di violenza nel cuore del centro cittadino. Ciò che è successo è veramente un fatto increscioso che ci lascia sgomenti e che ci fa rinnovare nuovamente ciò che abbiamo chiesto con la raccolta firme e con la fiaccolata. Vogliamo più sicurezza per il territorio, ma soprattutto per la città di Palermo e la presenza costante delle forze dell'ordine. Un altro grave episodio di violenza si è consumato in piazza Principe di Camporeale. Un rider di 55 anni è stato selvaggiamente picchiato da un cliente che gli aveva chiesto di portare l'ordine al piano. Poi, al no del rider, il cliente ha cominciato a inveire ed è sceso. Ha cominciato a picchiarlo, buttandolo per terra, e nel frattempo dal palazzo sono arrivate una ventina di persone e hanno iniziato a prenderlo a calci e a pugni dappertutto. Per l'uomo andato all'ospedale, prognosi di 90 giorni.
A Siracusa invece fermati 2 giovani che avrebbero violentato 2 studentesse americane in vacanza studio. Sentiamo. La scusa è quella di chiedere in prestito la carta d'identità per prelevare le sigarette dal distributore automatico. L'intenzione è quella di violentarle. 2 giovani di 18 e 19 anni sono stati fermati dalla polizia di Siracusa su provvedimento della procura per violenza sessuale aggravata ai danni di 2 studentesse americane. I fatti sono avvenuti la notte del 3 luglio scorso. Secondo quanto hanno potuto ricostruire i poliziotti, le 2 giovani studentesse statunitensi in vacanza studio a Siracusa, dopo aver trascorso una serata in allegria a Ortigia, mentre stavano facendo rientro a casa, venivano avvicinate da 2 ragazzi a bordo di uno scooter nei pressi della Marina. Questi, con il pretesto di chiedere in prestito i documenti necessari per recarsi al distributore automatico di sigarette, si intrattenevano con le ragazze approfittando della loro ingenuità, dell'ora notturna e della difficoltà nella comprensione della lingua italiana. Successivamente venivano indotte a separarsi, subendo le violenze degli aggressori in luoghi diversi. Una delle violenze veniva consumata in un belvedere nei pressi del lungomare, l'altra all'interno di un'abitazione sita nelle vicinanze. Dopo la denuncia presentata dalle 2 ragazze, l'attività investigativa ha consentito di sviluppare un quadro probatorio di un certo rilievo che ha portato la procura a emettere un provvedimento precautelare nei confronti degli indagati che sono stati rinchiusi presso il carcere di Cavadonna. Ad Acicatena, nel Catanese, un uomo è stato arrestato dai carabinieri per continue minacce sui social all'ex moglie. Te lo dico sincero, tuo figlio resta orfano, io mi ammazzo, magari prima ti tiro un colpo di pistola al centro della testa. La donna, dopo l'ennesima minaccia, ha chiamato i carabinieri che hanno fermato l'uomo. Più diritti per i detenuti, lo chiede a gran voce la Giunta Nazionale dell'Unione Camere Penali Italiane, riuniti davanti al Palazzo di Giustizia di Catania per la maratona staffetta, fermare i suicidi in carcere. In Italia un detenuto ogni 3 giorni muore appunto suicida. Desiree Ferlito. Malcontento, rabbia, il dolore di una libertà impossibile. Si soffre nelle carceri che diventano luogo di punizione per i detenuti che cercano redenzione. 50 suicidi in 6 mesi nelle carceri italiane, un numero preoccupante che significa un suicidio ogni 3 giorni, un dato che diventa vecchio e superato con il passare delle ore. E il 2024 rischia di superare il tragico record registrato già nel 2022. La solitudine, e vi ricordo che il mese di agosto e l'estate sono tipicamente deputate purtroppo a queste scelte estreme, costituiscono un problema enorme di gestione del carcerario. I soggetti più fragili rischiano di doversi purtroppo atteggiare in modo autolesivo. Da questo punto di vista ribadiamo l'intento di una battaglia di civiltà che involga tutta la società civile, nessuno escluso. Più diritti per i detenuti, lo chiede a gran voce la Giunta Nazionale dell'Unione Camere Penali Italiane, riuniti davanti al Palazzo di Giustizia per la maratona staffetta fermare i suicidi in carcere. Una battaglia civile armati di carta costituzionale, ce lo dice a gran voce il presidente Antille. Troppe le carenze nelle carceri siciliane. È un'emergenza nazionale. Noi chiediamo interventi di garanzia in favore dei detenuti, chiediamo che si possa affrontare il tema del sovraffollamento con provvedimenti che siano strutturali importanti. Inerzie, omissioni e mancati investimenti, e a soffrire purtroppo ci sono pure gli agenti della polizia penitenziaria, già in carenza di organico, impegnati anche a evitare che esploda la rabbia. Un regno di sofferenza nell'estate rovente che amplifica il disagio in cella. Euro ai comuni e ad altri enti territoriali per la manutenzione e l'acquisto di autobotti destinate al rifornimento idrico, e questo l'ammontare complessivo dei primi contributi autorizzati dalla Protezione Civile siciliana per contrastare la forte siccità che sta colpendo l'isola. Sono oltre 200 le istanze pervenute sino a questo momento. La Regione invece ha autorizzato il riutilizzo per scopi irrigui nelle campagne delle province di Agrigento e Trapani delle acque reflue provenienti da Castelvetrano e che vengono depurate dall'impianto di Via Errante. E dalla siccità parliamo invece del caldo, perché dopo una piccola tregua torna il grande caldo in Sicilia. Già da domani temperature in risalita con picchi di 40 gradi, e vediamo quali sono i rimedi anticaldo scelti. Ecco, quali sono i preferiti. Francesca Loi. Qua da noi c'è caldo e c'è sempre caldo in estate.
bisogna prenderla un po' con filosofia. Dopo una breve tregua, in Sicilia torna il gran caldo. C'è caldo e siamo sfortunati, perché ovviamente il caldo per noi è un problema serio. Il rimedio principe è il mare, distesi sotto l'ombrellone o ancora meglio in acqua. Così si possono sfidare le alte temperature, ma ci sono anche altre alternative. Alimentarsi con frutta in questo periodo, acqua, queste sono le soluzioni per il caldo della persona. Una bella granita e un bagno a mare. Perfetto. E oltre a questo? Stare a casa con il condizionatore. Ma ci si abitua al caldo? No, non ci si abitua. No, sì, ci si abitua. Ma la verità è che dovremmo già essere più abituati al caldo. Però ce l'abbiamo, ce lo prendiamo e lo sopportiamo. L'isola quindi si prepara a sfiorare o superare di nuovo i 40 gradi. Il picco dovrebbe essere raggiunto nei prossimi giorni. Già da domani comunque la colonnina di mercurio inizierà a salire. Fare la spesa col caldo è ancora più faticoso. Certo, da morire proprio. Ma come si resiste? O si resiste o si resiste. Ma c'è chi al mare preferisce restare a casa, condizionatore acceso, e il caldo resta fuori dalla porta. Tutto esaurito ieri sera al Teatro Antico di Taormina per il grande show in sostegno del Centro di Cardiochirurgia Pediatrica. Sul palco i più amati artisti siciliani, capitanati dai Soldi Spicci, a Mario Incudine, Giuseppe e Anna Castiglia, appunto dicevamo capitanati dal mattatore Rosario Fiorello. Sentiamo Eva Spampinato. Cioè, meglio fare che chiudere, no? Chiudere un reparto del genere. Cioè, c'è a Palermo, insomma, la distanza tra Catania e Palermo la conosciamo tutti, tra Taormina e Palermo, quindi non è così semplice poi spostarsi. Tutta la verve, la simpatia e l'empatia di Rosario Fiorello a sostegno del Centro di Cardiochirurgia Pediatrica di Taormina in una serata stellare al Teatro Antico tra lo spettacolo dell'Etna in eruzione e il colpo d'occhio di un anfiteatro stracolmo di gente. 4.500 persone che hanno contribuito alla raccolta fondi per supportare il centro che offre assistenza cardiochirurgica ai bambini non solo siciliani ma anche provenienti dal resto del Mediterraneo e del Sudafrica. Credo che per la prima volta la Regione Sicilia e il Ministero abbiano un comune intento, che è quello di appunto continuare le attività del centro, riconoscerle, soprattutto, che per noi è l'aspetto più importante. Da Fiorello a Gianfranco Iannuzzo, passando per i Soldi Spicci, Giuseppe e Anna Castiglia, Mario Incudine, Mimmo Cavallaro e l'orchestra Plettro Città di Taormina, sul palco a titolo gratuito per ribadire che il CCPM non va chiuso. Penso che la risata sia veramente una medicina fortissima e grandissima, soprattutto, come diceva Claudio, per una causa così bella che riguarda i bambini. Questo è uno degli aspetti belli del nostro lavoro, quando abbiamo la possibilità di utilizzare la popolarità e l'affetto soprattutto di cui godiamo e cercare di capitalizzarlo in qualcosa di molto serio. La serata è stata presentata da Salvo La Rosa, che non è mai rimasto solo sul palco. Al suo fianco un co-conduttore d'eccellenza, proprio Rosario Fiorello. Tutta l'infanzia l'ho passata in questo triangolo tra Giardini, Le Toianne e Taormina. Qui venivo al Teatro Greco a vedere Burt Lancaster, io mi ricordo i grandi divi di Hollywood che arrivavano qui. Quindi tornare qui per dare un messaggio di questa importanza è certo una cosa per me anche emozionante. Si chiede la deroga del centro e la conseguente stabilizzazione, deroga su cui, a quanto si apprende dai videomessaggi inviati dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione Schifani, il Governo sta lavorando. Noi ci fermiamo per una pausa, torniamo tra poco con una pagina dedicata allo sport e subito al calciomercato. A tra poco. Bentrovati, seconda parte del nostro giornale, adesso lo sport, partiamo dal calciomercato che è in pieno fermento in questi giorni appunto per le squadre siciliane. Sentiamo le ultime indiscrezioni con Francesco Triolo.
Il mercato del calcio è entrato nel vivo per molte squadre, si muovono anche le siciliane, soprattutto il Palermo. Il portiere Gomissi è atteso in ritiro a Livigno domenica, mentre i rosanero sono ai dettagli con lo Spezia per lo scambio che vedrebbe arrivare a Palermo il difensore Nicolau e partire Edoardo Soleri, oltre che Giuseppe Aurelio, quest'ultimo in prestito con opzione a favore dei liguri. Rosanero anche su Mattia Valoti, il trequartista rientrata al Monza dal prestito al Pisa, su cui c'è anche la Cremonese. Operativo in Serie C anche il Catania, che ormai ha quasi definito gli arrivi di Filippo D'Andrea e Armando Anastasio, rispettivamente dall'Audace Cerignola e dal Monza. Quest'ultimo sarebbe già alle visite mediche. I rossazzurri provano a chiudere anche per il centrocampista 31enne Luca Verna, attualmente in forza al Catanzaro, club con cui ha totalizzato più di 150 presenze. A Messina invece è fresca la nomina del direttore sportivo Giuseppe Pavone, uno zemaniano doc che si sposa con la filosofia di Giacomo Modica. Toccherà a lui gestire il mercato, anche se si attendono notizie a breve sul passaggio di proprietà annunciato dalla stessa società, ma su cui c'è il massimo riservo sul nome del fondo americano che dovrebbe subentrare alla famiglia Sciotto. Particolarmente attivo il Trapani, dopo l'acquisto di Canutè e Granata stanno definendo l'arrivo di Nermin Karic, che si trasferirà a titolo definitivo dal Benevento al Trapani con un contratto di 3 anni. Vicino ai Granata anche il difensore del Bari Daniele Celiento, lo scorso anno in prestito alla Casertana. Da oggi fino al 14 luglio Catania diventa capitale del pattinaggio freestyle. Vediamo. È una delle specialità più spettacolari del pattinaggio e ha richiamato a Catania 407 atleti di 59 squadre italiane che da oggi al 14 luglio si sfideranno per il campionato nazionale di freestyle, un mondo in continua evoluzione che nasce nella metà degli anni 90 e si evolve a un ritmo costante e velocissimo. Si balla, si fanno acrobazie, ci sono i salti in alto, questo lo vedremo a Piazza Nettuno insieme al roller cross, ci sono gingane, c'è di tutto e di più. Uno spettacolo, noi lo chiamiamo nello spettacolo, uno sport spettacolare. Da occasione per divertirsi con gli amici e scoprire qualcosa di nuovo, come era negli anni 90, il pattinaggio freestyle è ormai da tempo diventato uno sport agonistico a tutti gli effetti. Abbiamo anche qui 4 campioni del mondo che vi parteciperanno in questi giorni. Una bella disciplina soprattutto da vedere, perché insieme allo spettacolo delle acrobazie c'è anche la musica, ci sono i costumi, c'è tutto un insieme di preparazione, diciamo tipo una danza. Al Pala Catania questa mattina prima giornata di gare tra classic free slalom, speed slalom, battle, free jump. Sabato 13 luglio la carovana rotellistica si trasferirà sul lungomare di Catania. E questo era il nostro ultimo servizio. Questa edizione della TG Sicilia termina qui. Grazie per averci seguito. Vi ricordo che il prossimo appuntamento con l'informazione ritorna più tardi alle 20. A tutti voi un buon proseguimento di giornata.